Benvenuti a questa nuova puntata di Qua il Buon Veneto, alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Il nostro viaggio ci porta oggi alla scoperta di un borgo nella provincia di Padova, dalle origini chiaramente medievali. Oggi siamo ad Arquà Petrarca. Visitando Arquà, uno dei borghi più belli d'Italia, si rimane affascinati dallo stile trecentesco rimasto inalterato nel tempo. Le origini di questo borgo sono davvero antichissime, tanto che Arquà compare già al tempo dell'imperatore Augusto. Ma la cosa più interessante è che Arquà ha origini ancora più antiche, nel 1200 a.C. ed era popolata dai Veneti antichi. Nel marzo del 1370 Francesco Petrarca, venuto a conoscenza dell'esistenza di questo paese e avendo ricevuto in dono un appezzamento di terreno, si trasferisce in questo borgo, attirato dal suo paesaggio, dalla pace, dalla serenità che si poteva respirare. Francesco Petrarca diede notevole fama a questo piccolo paesino e nel 1868 al nome Arquà venne aggiunto il nome del poeta. Già dal Cinquecento questa casa era una tappa obbligata dei pellegrinaggi e lo è anche per noi oggi. Tutto questo è dovuto al cardinale Pietro Bembo, perché il cardinale Bembo nei suoi scritti, nei suoi studi, identifica nel Petrarca la perfezione poetica. La chiesa di Santa Maria Assunta, che è qui alle mie spalle, è la chiesa dove si tenne il funerale del Petrarca e qui vicino fu sepolto. Di questa chiesa abbiamo notizie certe già dal 1026, ma soltanto negli ultimi 400 anni venne modificata, rivista e ampliata. La pala che troviamo dietro l'altare maggiore è di Palma il Giovane e sono stati ritrovati degli affreschi di arte veneto-bizantina risalenti all'XI secolo. Alessandro Callegaro dell'azienda agricola Scarpon di Arquà Petrarca e rappresento una piccolissima realtà dei Colli Euganei che produce e trasforma in confetture, in sottoli, sottaceti, frutta e verdura principalmente. Abbiamo la possibilità della raccolta di flora spontanea in deroga al regolamento e quindi produciamo prodotti come le sparasine sott'olio, i germogli pungitopo sott'olio, le cipolle selvatiche in aceto, le confetture di fichi d'India, sambuco, corbezzolo. Produciamo 2 liquori storici, uno è il brodo di giuggiole, ovviamente Arquà Petrarca, oltre al Petrarca, è famosa per questo frutto che è la giuggiola, e il brodo di giuggiole è un liquore dolciastro, 24 gradi, ed è un mix di frutta. Il termine brodo sta a indicare questo mix di frutta, giuggiole, melecotogne, melograno e uva. Il secondo liquore che facciamo storico è l'estregone. Estregone significava piccolo drago, fin dal tempo di Carlo Magno serviva per calmare la febbre da morso serpente.
è un infuso idroalcolico di un ceppo dell'artemisia, quindi un'erba officinale che oggi coltiviamo noi. Se venite a visitare Arco a Petrarca, mi raccomando, scegliete il Made in Arco a Petrarca. Il brodo di giuggiole, l'unico brodo di Arco a Petrarca, è il brodo di giuggiole del borgo e effettivamente tanti altri prodotti come il miele, l'olio, il vino. Quindi venite a trovarci e scegliete la qualità. Pace, tranquillità e atmosfere medievali. Arco a Petrarca, il borgo del poeta e non solo. Il nostro viaggio per oggi termina qui. Grazie per averci seguito. A presto.